tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Sindaci, che passione! Abbiamo nuovamente chiamato a raccolta primi cittadini del nostro territorio, come ciclicamente facciamo, per fare un po' il punto della situazione, su quanto sta succedendo nei territori, su quanto è difficile amministrare i territori, quanto sta incidendo anche nella gestione il caro bollette, che pesa sulle tasche delle famiglie, pesa sulle imprese, pesa naturalmente anche sulle amministrazioni che insomma, devono fare i conti con questa situazione. Ci sono poi altre tematiche che riguardano in maniera più specifica alcuni territori, altre più generalizzate, il tema del personale che si ripropone molto spesso all'interno dei municipi. Non sempre ci sono tutte le figure necessarie a garantire poi servizi all'altezza di quelle che sono le attese, le richieste dei cittadini, e non sempre è semplice trovarlo questo personale, anche quando ci sono concorsi specifici, concorsi ad hoc per diverse figure professionali. Ne parleremo con i nostri ospiti, diversi i sindaci che si alterneranno in studio questa sera. Cominciamo subito e vado a salutarli dal sindaco di Tricesimo, Giorgio Baiuti, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Grazie per essere con noi. Un saluto e un ringraziamento anche a Roberta Moro, sindaco di Magnano in Riviera. Buonasera, grazie per essere qui. Allora, parto subito da Baiuti per chiedergli com'è un po' la situazione. Insomma, sappiamo che ci sono delle tematiche che ciclicamente si ripropongono. Ecco, dovesse individuare in questo momento la difficoltà principale dell'essere sindaco, comunque dell'amministrare un comune, quale indicherebbe? Quella del personale credo che tocchi più direttamente magari i comuni di minori dimensioni demografiche rispetto a Tricesimo. Sostanzialmente la struttura, diciamo così, amministrativa, burocratica del comune è sufficientemente adeguata, la possibilità appunto di incrementare anche implementare il numero degli addetti comunque c'è sempre stata e c'è. Il problema vero ovviamente è quello della gestione, a dispetto dell'impressione che uno si può fare guardando a una realtà che attraversa magari quotidianamente come Tricesimo, e che le risorse, diciamo così, a disposizione per attività che esulano dalla quotidianità sono, diciamo così, nettamente inferiori a quelle che sono le esigenze. Ecco, quindi oggi come oggi il problema vero è quello di avere delle risorse adeguate per fare interventi di ammodernamento, ristrutturazione, rigenerazione urbana, di viabilità, aree pubbliche, parchi, marciapiedi, insomma strade. Questa è la situazione più evidente. Insomma, è chiaro che il comune non è immobile, molte cose si fanno, ma diciamo così al di sotto di quelle che potrebbero essere le volontà e anche le aspettative della cittadinanza. Ecco, di progetti ce ne sono tanti delle volte. Lei citava prima il caso della rigenerazione urbana, una vicenda che proprio in tempi recenti ha fatto scaturire il sindaco di Valvasone Arzene, Maur Mair, che appunto affrontando la questione e parlando anche dei diversi comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno appunto presentato dei progetti per riqualificare edifici sul proprio territorio, sono piccoli soprattutto comuni, sono rimasti a bocca asciutta rispetto, diciamo, ai milioni che erano stati stanziati a livello nazionale e che, ha sottolineato il sindaco di Valvasone Arzene, sono andati a finire nella maggior parte dei casi al Sud Italia. Evidentemente presentare un progetto nella speranza che poi ovviamente sia finanziato per poter essere realizzato comporta sicuramente un dispendio di tempo e di energie. Spiace poi dopo che quei progetti finiscono appunto nel cassetto, progetti anche importanti ovviamente per un territorio, certo,
per la mancanza di fondi. No, questo sì, il problema sta all'origine, insomma, quando sono stati fatti i bandi anche collegati ai fondi del PNRR, sostanzialmente in ogni bando è prevista una sorta, una clausola, diciamo così, di corsia preferenziale per i comuni che comunque vivono all'interno del proprio territorio situazioni di disagio economico e sociale, che quindi favorisce inevitabilmente le realtà del centro-sud, e in effetti anche la distribuzione dei fondi collegati ai bandi sostanzialmente ha privilegiato, diciamo così, io non sto a dire adesso se a torto o a ragione, una buona parte, ecco, per il 70% i comuni del sud Italia. È chiaro che poi al nord un 30% residuale che viene suddiviso tra realtà comunali molto importanti, insomma, lascia poco spazio ai piccoli comuni. Il 13° aveva presentato 4 istanze per bandi di rigenerazione urbana, riqualificazione, eccetera, ma l'unico in realtà che è stato accolto anche a fronte di un crollo di quelle che sono state le domande rispetto ad altri bandi è stato quello dell'asilo nido, che forse era quello che al comune poteva, diciamo così, interessare meno, ecco, dare minor priorità, ma comunque questa è la situazione purtroppo. E quali invece i progetti penalizzati o comunque non finanziati? No, sempre quelli della rigenerazione sostanzialmente urbana, della riqualificazione. Noi abbiamo ad esempio anche il tema, assieme al comune di Reana, delle ex caserme militari, che sono veramente, diciamo così, un'area degradata all'interno del centro urbano che potrebbe essere riqualificata in altro modo. Abbiamo individuato anche una possibilità di questo museo dei vecchi veicoli militari, che è molto attivo, delle auto storiche, delle moto storiche, però ecco, c'è una parte della caserma che è rappresentata dagli edifici costruiti alla fine degli anni 50, inizi anni 60, che vanno assolutamente demoliti perché rappresentano anche un pericolo per quelle poche attività che si possono sviluppare all'interno. Insomma, questo avrebbe dovuto avere una sorta di priorità, perché c'è un problema anche di tutela della salute per togliere l'amianto da questi edifici, insomma mettere in sicurezza la viabilità, insomma su una serie di questioni che avrebbero dovuto deporre per un accoglimento delle istanze, ma così non è stato, perché dicevo prima appunto la situazione economico-sociale guardata sulla base di quelli che sono i parametri nazionali che poi il Ministero dell'Interno vede, diciamo così, vedono 13° ben al di sopra di quelle che sono le situazioni dei comuni del sud. Andiamo a vedere qual è la situazione a Magnano in Riviera. Partiamo da questo tema intanto, progetti presentati che non hanno ricevuto finanziamenti o altri che invece magari hanno avuto un destino, una sorte diversa. Per quanto riguarda i fondi PNR, noi avevamo fatto una domanda per la riqualificazione della palestra che è utilizzata sia dall'istituto scolastico, quindi la scuola primaria e della scuola materna, sia dalle nostre associazioni, Associazione del Territorio in orario serale. Purtroppo il finanziamento, diciamo, non è andato a buon fine, nonostante, visto che prima accennava al tema del personale, ovviamente avendo anche un sottodimensionamento dell'area tecnica, c'è stato un notevole sforzo anche da parte del dipendente di realizzare appunto la domanda al meglio possibile. Ovviamente i fondi, pur essendo capienti, non sono stati oggetto appunto di intervento nel nostro comune. Quindi al momento abbiamo accantonato il progetto, quindi vedremo di utilizzare altri tipi di finanziamento, mentre invece fortunatamente la Regione è intervenuta con i fondi della concertazione per quanto riguarda l'istituto della scuola primaria, su cui abbiamo ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni, che è una prima tranche di fatto, per l'efficientamento energetico della scuola, che costituisce, diciamo, un intervento molto importante, perché è anche un intervento che è necessario visti gli elevati costi che comporta in termini di spesa energetica. Quindi grazie a questo finanziamento nel mese di maggio partiremo con i lavori che porteranno appunto ad un rifacimento dei serramenti, della coibentazione, del cappotto, interventi sulle energie rinnovabili, quindi fotovoltaico che verrà incrementato, e interventi sul sistema di riscaldamento e l'installazione di un impianto domotico che di fatto permetterà di controllare l'intero sistema e quindi ovviamente raggiungere delle economie di spesa. È un primo lotto, seguirà un secondo lotto che riguarderà sempre la scuola primaria e in alternativa potremo appunto valutare anche un intervento sulla scuola invece materna.
Ecco, è interessante il tema delle palestre perché, come giustamente diceva lei, da un lato ci sono i bambini della scuola che usufruiscono dell'impianto, insomma è bene che lo facciano nelle condizioni migliori, e poi ci sono anche tutte le associazioni, le società sportive, questo facendo ovviamente un discorso generale sulle palestre che i comuni hanno a disposizione. Palestre che dal punto di vista dell'efficientamento energetico non sono adeguate comportano a catena tutta una serie di problemi, perché poi ovviamente anche per le società sportive aumentano i costi che poi vengono inevitabilmente, no, riversati sulle famiglie, insomma su chi svolge attività sportiva, e insomma lo sanno bene tutte le famiglie che in questo momento insomma affrontano la questione. Questo per dire sì. Palestra, uno dice vabbè, è il coinvolgimento poi di famiglie, di persone è importante. Sì, infatti allora per quanto riguarda la palestra della scuola è utilizzata da associazioni locali che fanno attività per i bambini, quindi fanno diverse attività, insomma sia ginnastica artistica, ginnastica ritmica. Lì ovviamente noi le tariffe che abbiamo applicato sono bassissime, non ci rientriamo assolutamente con i costi, abbiamo una tariffa estremamente bassa proprio per garantire l'utilizzo della struttura stessa da parte degli alunni, comunque dei minori. Per quanto invece riguarda l'impianto sportivo, lì siamo già intervenuti con l'installazione dell'impianto fotovoltaico e a breve interverremo anche con l'intervento sull'illuminazione, perché i costi che ha a carico l'associazione sportiva, o meglio le due associazioni sportive, ovviamente sono estremamente incrementati. Quindi il fatto di aver installato l'impianto nel mese di più o meno era maggio sicuramente consentirà all'associazione di avere dei risparmi, su questo insomma ci contiamo, visto che il contributo che gli diamo ovviamente non riesce a coprire le spese che loro sostengono per i costi energetici. Poi lo vediamo in questi giorni, viene buio insomma relativamente presto, illuminare le palestre il pomeriggio, la sera e poi soprattutto riscaldarle rischia di essere insomma, una spesa particolarmente importante. Faceva riferimento prima agli uffici comunali che insomma sono un po' in difficoltà, che sicuramente arrancano quando c'è da lavorare su progetti importanti che richiedono tempo, richiedono energie. Ecco, per Magnano è un problema quello del personale? Sì, è un problema ormai da 2 anni, siamo sotto organico, quindi le persone che attualmente sono in organico in comune stanno veramente facendo degli sforzi enormi per gestire l'attività corrente e l'attività straordinaria. Su questo veramente devo ringraziarli perché riescono veramente a essere poliedrici nelle diverse attività, quindi si aiutano a vicenda ed è questa la soluzione vincente. Purtroppo sono andati deserti ben 2 concorsi per quanto riguarda l'ufficio tecnico, 2 concorsi che abbiamo svolto in collaborazione con altri comuni, quindi abbiamo fatto comunque ci siamo messi insieme per cercare di risolvere questa problematica, però purtroppo le persone che si presentano non sono mai sufficienti a coprire i posti disponibili, quindi siamo ancora senza responsabile dell'ufficio tecnico. Abbiamo da poco assunto una signora che copre, è in organico nell'ufficio tecnico, anche se di fatto è un'amministrativa. Abbiamo dovuto trovare una soluzione intermedia proprio per garantire un minimo di supporto al ragazzo che ne ho assunto anche lui, molto bravo, che sta seguendo da 1 anno tutta l'edilizia privata e sta seguendo anche le opere pubbliche. Ecco, questo è un tema, ci torneremo sicuramente dopo la pubblicità, sollevato da diversi sindaci che dicono le opportunità di lavoro ci sono, i posti ci sono appunto i concorsi, sono lontani i tempi in cui si presentavano a questi concorsi centinaia di persone, ma soprattutto a fronte delle selezioni il numero delle persone che ne escono positivamente non basta a coprire i posti disponibili. Qui stiamo parlando veramente delle più disparate figure professionali, perché sono tecnici, sono geometri, si cercano anche laureati per insomma, posizioni specifiche, quindi le opportunità ci sono, questa è un'ulteriore difficoltà per i comuni e sarebbe anche un'opportunità ovviamente per chi è in cerca di un'occupazione. Parleremo di questo, così come parleremo anche di comparto unico dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, sindaci protagonisti di questa puntata. Prima della pubblicità stavamo affrontando il tema del personale. Diversi uffici comunali sono sotto organico, non hanno tutto il personale che serve e anche laddove ci sono dei concorsi, come succede, non si riescono a reperire le figure professionali che servono. Questo per fare da premessa un altro tema, quello del comparto
comparto unico, quello della mobilità dei dipendenti all'interno della pubblica amministrazione. Una questione che sta particolarmente a cuore al sindaco di Trivignano Udinese, Fedele. Doveva essere qui in studio con noi per un problema dell'ultimo minuto, non ce l'ha fatta, ma insomma sulla vicenda ci teneva a farci conoscere la sua opinione. Allora vediamo questo contributo e da lì poi ripartiamo con le nostre riflessioni. Il tema del personale negli enti locali è il problema dei problemi. Ormai noi dal 2014, quando ci fu la prima riforma del sistema delle autonomie locali con l'avvento delle UTI, i comuni in Friuli Venezia Giulia hanno subito chiaramente un'ecatombe incredibile. Perché? Perché hanno perso una quantità di personale incredibile che poi anche con l'abrogazione delle province è confluito quasi integralmente nella regione. Oggi la situazione è drammatica, i comuni non riescono più a gestire non solo l'approvvigionamento delle risorse, pensiamo al PNR, ma soprattutto si trovano con un turnover incredibile di personale. Un dipendente viene assunto e già dopo pochi mesi fa un altro concorso e cambia comune. Quindi non abbiamo nemmeno la possibilità di dare continuità, stabilità, ma soprattutto professionalità agli uffici degli enti locali. Una situazione drammatica, inaccettabile. Noi oggi in Consiglio regionale abbiamo decine di ex colleghi sindaci che stanno seduti lì ormai da diversi anni, dei quali speravamo che ci fosse un cambio di passo, soprattutto con quella che fu la grave situazione delle UTI, ma che oggi la situazione vede ancora un ulteriore peggioramento della condizione. Non riusciamo a fare i concorsi, non riusciamo nemmeno a presentare appunto le domande per i contributi che poi servono al buon funzionamento degli enti locali, ma soprattutto non riusciamo a dare stabilità e professionalità ai nostri comuni. Alla partecipazione di questi concorsi ormai vi sono solamente dipendenti di altri comuni che partecipano semplicemente per spostarsi da un comune all'altro. Questa situazione è inaccettabile e quindi questo è un grido d'aiuto che io lancio, perché non è possibile continuare a non dare servizi ai cittadini in una condizione come questa, dove il problema dei problemi oggi è il personale negli enti locali. Baiutti, riparto da lei, da questo grido d'allarme. No, è uno sfogo legittimo, comprensibile, perché appunto comuni delle dimensioni fino a 5.000 abitanti, diciamo così, soffrono questa situazione di carenza di personale, soprattutto della opportunità che i dipendenti hanno, una volta che sono entrati nella pubblica amministrazione, di partecipare ad altri concorsi e quindi scegliere o optare per realtà diciamo così, municipali più grandi, se non addirittura ecco, l'EDR o la Regione. Finalmente io credo che da parte dell'amministrazione regionale si sia interrotta una prassi che diciamo così, era stata avviata alcuni anni fa, per cui era la Regione che addirittura cercava all'interno dei comuni le professionalità migliori per impolpare e rinforzare un po' l'apparato regionale. È avvenuto in parte anche per l'avvio, questo avvio difficile delle EDR, ma credo che la necessità di continuare a bandire in qualche modo concorsi che abbiano, diciamo così, delle graduatorie un po' più corpose, ecco, di quelle che sono state approvate finora, soprattutto da parte delle amministrazioni comunali o delle realtà comprensoriali che bandiscono appunto questi concorsi, non ci sia la possibilità di cedere l'accesso alla graduatoria, mantenendo appunto all'ente che promuove un concorso pubblico la possibilità appunto poi di pescare all'interno di quella stessa graduatoria altro personale. Purtroppo la possibilità che un dipendente che è diciamo così, assunto in una realtà comunale dopo un concorso, un anno dopo senta o ritenga di dover partecipare ad un'altra selezione, quella è diciamo così, una regola che non si può in qualche modo comprimere, credo, insomma, quindi
a meno che non si possa individuare, ma anche qui mi pare impossibile, diciamo così, a fronte appunto del maggiore carico anche di lavoro che hanno i dipendenti dei piccoli comuni, perché come diceva la Roberta prima, ecco, veramente si fa di tutto. Io sono stato anche sindaco a Cassacco, che è un comune anche molto più piccolo di Tricesimo, però anche lì veramente i dipendenti si occupano un po' di tutto e quindi cercano di supportarsi l'uno con l'altro. In realtà più grandi, più strutturate, diciamo così, si lavora un po' anche per comparti e quindi abbastanza, diciamo così, il lavoro è meno impegnativo da questo punto di vista, seppur sempre dato con grande disponibilità. Però anche lì non è che si possa differenziare, diciamo così, si possono differenziare le indennità. L'indennità, diciamo così, di funzione, la paga, diciamo così, sostanzialmente è impostata sulla base del cosiddetto comparto unico e quindi le cose sono così, non so francamente come si possa uscire da questo sfogo. Di fatto che cosa succede? Il dipendente che si trova magari a lavorare in un comune più piccolo, dove il personale è sotto organico, dove quindi il carico di lavoro è maggiore, e a un certo punto si chiede, a parità di stipendio mi conviene trasferirmi in un comune più grande dove ci sono più persone, dove immagino di poter lavorare meno. Questo è un po', no, quello che succede. Ma diciamo che il problema forse adesso, soprattutto per l'area tecnica, è che non vogliono venire a lavorare in comune, perché il fatto che sia a livello regionale che a livello comunale non si riesca a recuperare queste figure significa che non c'è interesse proprio da parte del... Ma come se lo spiega lei? Ma secondo me il 110 ha un attimino drogato il mercato, perché ha creato questa bolla per cui geometri o ingegneri ritengono insomma di avere questo boom di lavoro che magari ovviamente prima o poi si concluderà e quindi non c'è questo interesse. Poi c'è da dire, sembra di no, ma nei comuni c'è sempre maggiore responsabilità perché ci sono le opere pubbliche, ci sono gli appalti, le gare, ci sono manutenzioni, quindi è comunque un lavoro che richiede impegno e grande responsabilità e forse questa cosa magari soprattutto ai giovani può anche spaventare. Tornando però al tema, a una delle possibili soluzioni, già un grande aiuto sarebbe da un concorso unico regionale, nel senso che per un comune realizzare un concorso è veramente impegnativo sia in termini di tempo che in termini di risorse. Già non abbiamo i segretari comunali, quindi già quando ce l'abbiamo dobbiamo utilizzarlo per realizzare un concorso che dura anche 2 o 3 mesi e poi va deserto. Quindi il fatto che ci sia la regione che organizza per tutti i comuni, anche per il comune, una graduatoria unica e vincoli anche la scelta, penso che sarebbe corretto che la persona che nel momento in cui diciamo, è riuscita a ottenere un punteggio che gli consente di entrare appunto all'interno di un municipio, scelga, voglio andare a Magliano e a Tricesimo, deve essere una scelta vincolante, almeno per un paio d'anni. Questo potrebbe essere già un'occasione per andare un minimo a fidelizzare la persona. Una prima soluzione potrebbe essere questa, poi ovviamente le persone non si possono bloccare e fermare se poi non si trova bene oppure non c'ha interesse o la vicinanza rispetto all'abitazione non è adeguata, è ovvio che si possono dare tutti gli incentivi possibili. Noi cerchiamo di dare lo smart working per consentire alle persone che abitano lontano, una residenza comunque lontana, in caso appunto di un nostro dipendente, gli veniamo incontro con lo smart working perché sappiamo insomma che abbiamo fiducia nella persona, ma oltre a questo purtroppo lo stipendio è quello fissato, c'è un po' di premi di produttività, ma oltre a quello non si può andare, quindi bisogna cercare di creare un rapporto con il dipendente che sia il più possibile adeguato e gli consenta di rimanere in municipio. Insomma, mi pare di capire che il fascino del posto fisso sta un po' svanendo, no? Il posto di lavoro anche nella pubblica amministrazione non ha più l'appeal che aveva un tempo, è così? Sì, Giorgia ha ragione, nel comune piccolo ovviamente probabilmente il carico lavorativo è molto più ampio, quindi c'è differenza tra un comune di piccole dimensioni e uno di più grandi dimensioni dove magari sono in 10 in un'area rispetto a 3. Ovvio che quei 3, i problemi nei comuni sono comunque sempre quelli. È vero che nel comune più piccolo c'è meno, diciamo, magari meno ambito territoriale da gestire, ma le problematiche sono le medesime. Tanti i problemi da affrontare, visto che parlavamo prima di scuolabus, a Magnano avete avuto difficoltà con gli scuolabus, con gli autisti, che è stato un altro ed è un altro tema che vede impegnati, no, gli uffici comunali. Qualcuno diceva riusciamo finalmente ad avere l'impiegato che ci risolve tutto, che ci segue le pratiche, e poi però ci troviamo senza l'autista che improvvisamente appunto viene trasferito, va via o decide semplicemente di fare altro.
No, noi fortunatamente abbiamo garantito il servizio dello scuolabus dal primo giorno, questo perché allora, normalmente abbiamo sempre gestito il servizio con l'operaio, con i 2 operai che abbiamo in municipio. Come scelta amministrativa già da 2 anni abbiamo deciso di esternalizzare, quindi abbiamo affidato la sola guida, diciamo, ad una ditta esterna. E questo perché ovviamente nei periodi estivi, primaverili, dove c'è bisogno dello sfalcio, ovviamente l'operaio o è sul pulmino o è, diciamo, nel territorio. Quindi abbiamo risolto appunto con l'appalto esterno. Questa è la soluzione con il pulmino, con lo scuolabus che abbiamo acquistato grazie al contributo l'anno scorso. Torno a Tricesimo, ecco, altre difficoltà, altri problemi che vi trovate insomma a gestire, ad affrontare? No, beh, in questa fase specifica un po' l'aumento dei costi di gestione dei servizi illuminotecnici e di riscaldamento degli immobili che in qualche modo il Comune ha affrontato riducendo l'intensità dell'illuminazione pubblica all'esterno, chiudendo, diciamo così, l'illuminazione pubblica dei parchi, eliminando tutte le illuminazioni serali dei monumenti, delle piazze, quindi lasciando, diciamo così, in una situazione un po' meno evidente, ecco, le realtà, la piazza di Tricesimo principale, il municipio, il Duomo, il campanile, insomma, al buio durante la notte e soprattutto per quanto riguarda la gestione degli spazi sportivi. A Tricesimo ci sono 2 palestre, 2 palazzetti dello sport, uno dei palazzetti è stato sacrificato, quindi viene completamente chiuso e abbiamo cercato di concentrare l'attività delle tante associazioni sportive che operano appunto nelle ore pomeridiane e serali nelle altre 3 strutture, in queste stesse 3 strutture. Ecco, abbiamo quindi ottenuto, anche grazie alla disponibilità delle stesse associazioni, che la tensostruttura, che è quella che aveva una dispersione energetica maggiore, resterà chiusa, ecco, tutto l'inverno. A Magnano con l'illuminazione che strada avete imboccato? Noi già 4-5 anni fa abbiamo posto attenzione sul problema energetico, quindi abbiamo fatto delle scelte orientate in tal senso. E abbiamo utilizzato sia fondi del Comune, quindi fondi dell'avanzo di amministrazione e anche fondi ministeriali per intervenire sull'illuminazione pubblica con la sostituzione dei corpi illuminanti a LED. Sugli 800 punti luce che abbiamo, attualmente ne abbiamo sostituiti circa 300, quindi ovviamente questo nel corso dei prossimi anni ci consentirà di avere dei risparmi in termini di costo. Parallelamente, comunque in misura preventiva, nel mese di agosto abbiamo deciso di fare la chiusura alternata in alcune delle principali vie del paese dove comunque veniva garantita quella che era la sicurezza stradale. Quindi su questi interventi ci siamo già mossi per tempo. Un'ultimissima cosa, poi chiudiamo. È riemerso il tema dei segretari comunali, no? Un altro tema che preoccupa le amministrazioni. Baiuti, come siamo? Noi siamo sostanzialmente bene, nel senso che abbiamo un segretario comunale titolare, solo che appunto a fronte della cronica carenza che c'è in altri comuni si divide tra Tricesimo e altri 4-5 comuni, cioè cerca di supportare anche l'attività di altri comuni, tra l'altro non molto vicini neanche nemmeno a Tricesimo. Il problema è dato un po' da questi corsi-concorsi che fa il Ministero dell'Interno, che vengono, diciamo così, programmati ogni 2 anni e che sostanzialmente anche in questo caso vedono una partecipazione sufficientemente larga ma che non copre mai quelli che sono i vuoti che sono presenti oggi come oggi in Friuli, insomma in provincia di Udine mi pare che i segretari comunali in servizio siano una 60ina a fronte di 200 comuni sì, che operano, quindi insomma siamo molto al di sotto delle necessità. E a Magnano? Noi fino a ottobre 2021 eravamo in convenzione col Comune di Tarcento e da ottobre siamo a scavalco con l'obbligo ogni 2 mesi di rinnovare la richiesta, quindi praticamente non termina neanche il periodo, appena iniziato, che devi già riproporre la richiesta appunto per il rinnovo dello scavalco, quindi problema che rimane e speriamo di risolvere insomma con qualche comune limitrofo perché alla fine quella è la difficoltà c'è. Comuni insomma che si vedono nelle condizioni di dover collaborare sempre più spesso. So che proprio per spirito di solidarietà a volte al di là dei segretari comunali anche con il personale laddove è possibile si cerca di darsi una mano, certo. proprio perché sennò insomma c'è la consapevolezza delle difficoltà e quando si può darsi una mano per fortuna lo si fa. Grazie al sindaco di Tricesimo, grazie al sindaco di Magnano in Riviera per essere stati con noi. Ci fermiamo per la pubblicità e poi altro giro di sindaci qui a Elettroshock. A tra poco.
Eccoci nuovamente in studio con Elettroshock. Allora, abbiamo affrontato alcuni temi nella prima parte della puntata di questa sera. Proseguiamo su quest'onda perché il tema del personale, sul quale si sono già soffermati i primi cittadini, è stato uno dei temi più discussi, più dibattuti nel corso del direttivo dell'ANCI di questo pomeriggio. Segno evidentemente che si tratta di un problema diffuso e che pesa molto sull'attività dei municipi, tanto più in un momento importante in cui i comuni sono chiamati a elaborare, presentare dei progetti per ottenere finanziamenti importanti e consistenti. E allora ne parliamo con due primi cittadini che questo pomeriggio hanno preso parte al direttivo dell'ANCI, che ci possono raccontare insomma che cosa è emerso. Saluto e ringrazio per la loro presenza Manuela Celotti, sindaco di Trepogrande, grazie Buonasera per essere con noi, e Roberto Revelan, primo cittadino di Gemona del Friuli. Grazie anche a lei per la presenza. Allora, inizio da Manuela Celotti. Mi conferma intanto che questa carenza cronica di personale è il tema del momento? Glielo confermo assolutamente, è un tema che abbiamo portato più volte all'interno del direttivo ANCI, è un tema del quale i sindaci parlano spesso, purtroppo senza ottenere poi grandi risposte, perché questo poi è il nodo, no? Nel senso che stiamo vivendo una stagione particolare perché è andato in pensione più o meno il 30% dei dipendenti del comparto, e il tema della carenza di personale è un tema che riguarda sicuramente le amministrazioni pubbliche, quindi gli enti locali in particolare, ma anche la sanità, ma anche la scuola, ma anche le forze dell'ordine, insomma è un tema trasversale e che meriterebbe un'attenzione politica importante in questo momento storico. Per quanto riguarda i comuni, io credo che la situazione sia tragica, uso questo termine per rendere quella che è la situazione, nel senso che soprattutto negli enti più piccoli si arriva anche ad avere la metà dei dipendenti che si dovrebbero avere, non ci sono posizioni organizzative, cioè le figure di responsabilità degli uffici, che molte volte vengono assunte dai sindaci, che però non hanno le competenze specifiche per poter portare avanti quel tipo di responsabilità, ma ovviamente lo fanno lo stesso per un tema di tutela e di continuità del lavoro dell'ente. Non hanno neanche i segretari, è un dato di qualche mese fa, su 215 comuni di questa regione credo ci fossero 34 segretari, poniamo anche che qualcuno poi sia arrivato, ma ci rendiamo conto che anche lì le figure di dirigenza, no, degli enti sono assolutamente carenti, e quando non ci sono né i segretari né le posizioni organizzative veramente ci si chiede come un comune possa mandare avanti la sua attività, e siamo a questo punto, nel senso che adesso, dopo anni di difficoltà, ma adesso in modo particolare, iniziamo a far fatica a garantire ai cittadini i servizi che il Comune invece è chiamato a garantire loro. Per cui è difficile rispettare i tempi, perché poi tu non hai i dipendenti, però le scadenze ci sono e ci sono anche le sanzioni, e ci sono soprattutto le richieste dei cittadini, che pagando le tasse meritano di avere delle risposte. Quindi che cosa è emerso nel corso del direttivo di questo pomeriggio? Qual è il clima, l'atmosfera che si respira? Io credo sia stato un direttivo molto proficuo, più di altri, nel senso che io e il sindaco di Gemona siamo usciti dal direttivo nel momento in cui stavamo decidendo quale mandato dare, no? Però abbiamo condiviso delle posizioni in modo tra l'altro trasversale su alcuni temi che sono proprio dei nodi. Uno di questi è quello della conservazione del posto, una questione che io ho posto più volte. In questo momento esiste un istituto che è un istituto contrattuale che prevede che se un dipendente pubblico vince un concorso e si trasferisce in un altro ente, ha comunque il diritto alla conservazione del posto nell'ente da cui si licenzia. Voi immaginatevi cosa significa questo per un comune che ha 1 o 2 dipendenti in un ufficio. Significa che blocchi l'attività per 6 mesi, poi puoi iniziare a fare un concorso, i tempi dei concorsi sono lunghi perché quando sei veloce ci metti 4 mesi, quindi un comune in quella situazione rischia di non avere un dipendente per un anno intero e di bloccare quindi l'attività. Quindi questa è sicuramente una questione. L'altra però, che invece va a valorizzare quella che è l'attività che i dipendenti fanno soprattutto nei piccoli enti, è il fatto di dare una premialità
ai dipendenti che rimangono nei piccoli comuni, perché ci siamo resi conto, banalmente dal numero dei partecipanti ai concorsi, che si è ridotto moltissimo, che i comuni non sono più attrattivi, soprattutto quelli piccoli. Allora se fa un concorso la regione ci sono migliaia di iscritti, se fa un concorso un piccolo comune o anche una serie di piccoli comuni o anche di medie dimensioni ormai, gli iscritti sono poche decine. Poi chi passa il concorso a volte non sono neanche persone in numero sufficiente a coprire quelli che erano i posti vacanti. E quindi io credo ci sia un tema di attrattività dell'ente pubblico che deve in qualche modo riuscire a dare delle premialità ai dipendenti che si sobbarcano l'onere di rimanere all'interno di enti dove la complessità lavorativa è enorme, perché in regione un dipendente di categoria C o un dipendente di categoria D ha delle mansioni specifiche, si specializza e ha delle responsabilità più contenute. In un comune piccolo un dipendente deve sapere tutto quello che riguarda quell'ufficio, ha delle responsabilità enormi, gli viene chiesto di fare degli straordinari, ci sono le scadenze, ci sono le emergenze e tutte queste cose sono sulle spalle di uno o due dipendenti. E quindi io credo che il comparto è unico, no? Perché di fatto lo è formalmente, ma le situazioni dei dipendenti sono molto diverse a livello di qualità del lavoro, di impegno e di responsabilità, ma anche di benefit, perché ne abbiamo parlato questo pomeriggio. I dipendenti della regione hanno una serie di benefit che i dipendenti dei comuni non hanno e sarà difficilissimo garantire loro. Pensiamo a tutto il tema del welfare, però almeno un riconoscimento economico, un'indennità di disagio, un'indennità di un qualche tipo che riconosca l'impegno che ci mettono, perché poi se i comuni stanno in piedi grazie ai dipendenti rimasti, io credo sia assolutamente necessario in questo momento. Insomma, c'è la necessità di fare qualcosa che spinga i dipendenti dei piccoli comuni a continuare a lavorare lì, insomma un qualche incentivo che li metta allo stesso livello, diciamo così, dei colleghi che lavorano in altri enti. Ma il tema della conservazione del posto, come può essere risolto? Chi lo può risolvere? Si deve intervenire da un punto di vista normativo? Non è un elemento normativo, è un elemento contrattuale e quindi noi oggi, credo che la riunione si sia conclusa in questo senso, come direttivo ANCI abbiamo dato mandato ai nostri rappresentanti in delegazione trattante con le parti sindacali di chiedere che questo istituto venga tolto o comunque sospeso per gli anni che servono per rimpinguare il comparto, perché era un istituto che poteva avere un senso nel momento in cui c'era il blocco del turnover legato a delle norme nazionali e quindi il tentativo era quello di mantenere all'interno del comparto tutti i dipendenti che c'erano, no? Perché se poi tu non passi il periodo di prova a quel punto perdi il posto, il comparto perde un dipendente. Ma in questo momento con la mobilità enorme che c'è, perché i dipendenti si spostano da un ente all'altro e nella stessa categoria e facendo dei salti verticali anche, no? A livello di categoria professionale, è un istituto che assolutamente sta mettendo in ginocchio i comuni, cioè non è gestibile. Revelant, è così, la pubblica amministrazione, i comuni non sono più attrattivi per i lavoratori? Ma credo che sia legato un po' anche al momento storico che viviamo, un po' i lavoratori non sempre e non solo cercano posti a tempo indeterminato, ma sono disponibili anche a lavori che abbiano archi temporali più brevi per poi cambiare di nuovo, ma quello che c'è di diverso rispetto ad un tempo e forse fino a questi giorni è che di lavoro ce n'è molto, di aziende che cercano lavoratori ce ne sono tante e ci sono nuove competenze e professionalità che vengono ricercate dal privato che ha strumenti e leve diverse rispetto al pubblico. Quindi è chiaro ed è evidente che il sistema pubblico in generale oggi soffre una carenza di personale diffusa, è un problema che interessa nel nostro caso gli enti locali del Friuli Venezia Giulia ma anche quelli di tutta Italia. In maniera particolare il nostro territorio è stato colpito nel 76 dal sisma, c'è stata un'assunzione massiccia allora, la Regione lo sapeva anche nella precedente amministrazione che c'era questi massicci pensionamenti che si concluderanno insomma nei prossimi 2 anni credo e quindi oggi soffriamo in maniera particolare questa carenza di personale nei nostri comuni. C'è da dire che è venuto il momento anche di pensare forse ad un modello organizzativo nuovo degli enti locali, perché credo
che non tutti i comuni debbano continuare a fare nella stessa maniera e con le stesse modalità quello che veniva fatto 30, 40, 50 anni fa. La vera sfida è oggi sapersi rinnovare. Io ricordo, lo porto come esempio, che 20 anni fa si andava in catasto a segnare un bigliettino alle 3 del mattino per prenotare la fila per quando apriva lo sportello alle 8:30. Oggi è tutto cambiato, è molto più digitale, molto più svelto e professionisti e cittadini da casa possono fare molte attività. Credo che anche su questo sia venuto il momento che anche gli enti locali, che sono in ritardo su questa partita, e anche gli amministratori locali, noi sindaci, dobbiamo avere un'assunzione di responsabilità e capire che quello che c'è stato, quello che c'è ora è un momento di difficoltà che va affrontato e vanno risolte le criticità nell'immediato, ma vanno risolte cogliendo l'opportunità di vedere un sistema di enti locali che nei prossimi 10-20 anni sia completamente diverso rispetto a quello attuale. Insomma, una vera e propria rivoluzione. Ma credo, insomma, il nostro Paese nei momenti di difficoltà e nei momenti di crisi ha sempre saputo rimboccarsi le maniche e tirare fuori il meglio di sé. Quindi credo che, insomma, dai momenti di crisi come quelli attuali, di difficoltà, ci sono anche molte opportunità da saper cogliere. Il PNRR, per esempio, sulla digitalizzazione ne offre moltissime e noi dobbiamo saperle cogliere, valorizzare, sfruttare e capire che non tutto ci può essere ovunque e che i centri di competenza, a mio avviso, saranno la soluzione a tanti problemi che oggi viviamo. Ecco, citava il PNRR, grandi opportunità sicuramente, grande lavoro per gli uffici comunali che si trovano ad avere a che fare con progetti da elaborare, da presentare, con scadenze che non possono essere prorogate, il tutto in un contesto insomma, di carenza d'organico che sicuramente pesa. Questa è una sfida di non poco conto. Allora, ci sono ovviamente delle opportunità straordinarie in questo momento, un motivo è proprio quello dei tantissimi fondi legati al PNRR. Ricordiamolo che gran parte però di questi sono orientati al sud e solo una parte viene distribuita nel tutto il resto d'Italia. C'è un'ulteriore opportunità legata ai moltissimi fondi stanziati dalla Regione Friuli Giulia in questi anni per investimenti e l'insieme di queste due opportunità purtroppo portano anche ad una criticità che è legata al notevole aumento dei prezzi di questi ultimi mesi e dell'ultimo anno, diciamo in generale, e soprattutto anche la carenza di imprese e lavoratori per riuscire a far fronte ad una enormità di risorse che dal mio punto di vista insomma, potranno creare opportunità di sviluppo nei prossimi 3-4 anni per l'intero Paese Italia, ma anche per il Friuli Venezia Giulia ovviamente. C'è da dire che bisogna stare attenti anche in questo caso a non rincorrere quelle che sono le misure previste al PNRR in una visione vecchia, cioè non dobbiamo tirare fuori i progetti che avevamo 10 anni fa nei cassetti mai finanziati, ma bisogna avere il coraggio di guardare ad una prospettiva che guardi al futuro dei prossimi 10-20 anni, che molto spesso abbiamo abbandonato in questi anni di difficoltà proprio perché le grandi difficoltà vissute nel presente non ci davano la possibilità di guardare al futuro. È uno sforzo ulteriore che dobbiamo fare e dobbiamo pensare ai nostri paesi, alle nostre città, quelle che dovranno essere il 2030-2040 e allora valorizzeremo bene le risorse che stanno arrivando. Il tema delle opere pubbliche è sicuramente importante, pesa anche sulle pubbliche amministrazioni, il rincaro, il costo delle materie prime che ovviamente è lievitato, lo sanno le famiglie, lo sanno le imprese, è un problema che riguarda però anche le amministrazioni che progettano interventi sul territorio. Ne parleremo in maniera dettagliata dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock, protagonisti di questa puntata, i primi cittadini. In quest'ultima parte della trasmissione ci stiamo occupando di quanto è emerso in occasione del direttivo dell'ANCI di questo pomeriggio. Il tema del personale, della carenza d'organico accomuna di fatto tutti i municipi della regione. C'è un'altra questione importante che è quella delle opere pubbliche che vengono progettate, che devono essere realizzate, cantieri partiti, pronti a partire, l'esplosione dei prezzi che ha creato anche nel nostro territorio non poche difficoltà. Qual è la situazione, Celotti? La situazione è che rispetto alle opere pubbliche già in una avanzata fase di progettazione, quindi rispetto alle quali si ha contezza di quanto dovrebbero costare, si registra un aumento dei prezzi che va dal 20 al 30%, quindi aumenti molto importanti, il che significa che il comune o un altro ente, penso alla regione,
dovrebbero stanziare delle risorse aggiuntive per poter appaltare queste opere, che sono ferme, e questo credo sia un tema politico importante, nel senso che ci sono le risorse che sono state stanziate, quindi contributi già erogati ai comuni oppure risorse proprie degli enti per opere che sono state progettate in questi anni e che aspettano adesso di venire appaltate e realizzate. Questo aumento dei prezzi le blocca, quindi noi in questa regione stiamo tenendo fermi decine di milioni di euro di opere che non possono vedere la luce perché manca un lotto aggiuntivo che è legato all'aumento dei prezzi. Allora io su questo sono intervenuta più volte anche sulla stampa, no? Nel senso che c'è stata una concertazione l'anno scorso, c'è stata una concertazione quest'estate, sono stati distribuiti più o meno 300 milioni di euro a comuni che probabilmente nella maggior parte dei casi queste opere le devono ancora iniziare a progettare, quindi sono milioni che rimarranno fermi probabilmente per degli anni. Nel contempo ci sono i milioni già stanziati e già progettati in qualche modo che sono fermi perché manca una quota aggiuntiva di risorse legate all'aumento dei prezzi. Allora io credo che un tema politico sia lo stanziamento di risorse aggiuntive, e la Regione ne ha, perché il bilancio della Regione non è mai stato ricco come in questi ultimi anni. Io ricordo che quest'estate è stato fatto un assestamento di bilancio da 1 miliardo di euro, che è una cosa spropositata. Il tema è come vengono utilizzate, no? Allora io credo che nella concertazione che si apre adesso, le domande andavano presentate entro il 14 di ottobre, uno dei criteri che questa giunta regionale si dovrebbe dare, visto che ormai è scritto nero su bianco che quali opere finanziare lo decidono gli assessori, altri criteri pare non ci siano. Credo che invece uno dei criteri debba essere quello di andare a coprire le spese aggiuntive di opere che sarebbero cantierabili domani, perché altrimenti teniamo ferme ancora ingenti risorse, probabilmente per dei mesi piuttosto che degli anni. Concretamente un comune piccolo che ha 3 o 4 opere che devono partire non avrà mai le risorse di avanzo per poter compensare l'aumento dei prezzi di tutte queste opere. Quindi c'è bisogno di una misura importante a livello regionale, di una scelta di campo per decidere di stanziare le risorse per far partire i cantieri fermi. Io ricordo che una recente misura che prevedeva l'erogazione di contributi una tantum per massimo 2.000 euro alle aziende di questa regione per la copertura dei maggiori costi dell'energia, di fatto è stata un flop, nel senso che su 40 milioni stanziati sono arrivate domande per 13 milioni, perché ovviamente per aziende che spendono 15-20 mila euro al mese, no, di utenze, 2.000 euro una tantum è una cifra assolutamente irrisoria. I 27 milioni che non vengono erogati perché non ci sono le domande sono 27 milioni in questo momento fermi, che potrebbero invece andare a coprire proprio una misura di questo tipo. Vado da Revelan su questo tema delle opere pubbliche. Lei come la vede? Ma allora, è evidente che da ottobre dello scorso anno sono intervenute dei fattori esterni legati all'aumento del costo dell'energia molto importanti che hanno portato dei riflessi significativi. C'è un tema legato alla produzione dei materiali e quindi legato al costo dell'energia, ma c'è anche un tema rispetto all'approvvigionamento e alla ripartenza del post-Covid. È chiaro che nel momento in cui aumenta la domanda, aumenta di conseguenza il prezzo. Credo che rispetto anche ai prezzi che si sono visti, mi auguro e auspico che anche il picco sia già stato raggiunto, e mi auguro anche che nei prossimi mesi ci possa essere anche un riassestamento di quello che è il prezziario regionale, perché a volte trova anche una certa non trova conferma nel mercato, quindi credo che ci debba essere anche su questo tema un riallineamento, perché nell'ultimo anno è stato veramente un aumento schizofrenico e c'erano dei saldi e scendi e nonostante prezzi elevati non si trovava nemmeno alcuni prodotti ed alcuni materiali, quindi questo è il problema principale che auspichiamo possa riallinearsi ai valori normali, dico io, perché sennò tra gli effetti del bonus del 110%, tra la partenza di tantissimi cantieri, tra il PNRR, tra gli ingenti risorse stanziate dal governo Federica che va detto che veramente è riuscito ad impostare delle finanziarie importanti e degli assestamenti ancora più importanti, e credo che sia un merito questo, perché ovviamente le risorse le ha recuperate senz'altro lui ed è stato bravo per questo e le ha distribuite in gran parte della regione. Credo che insomma il tema dei cantieri delle opere pubbliche
possa avere anche una durata temporale di alcuni mesi. Bisogna capire cosa succede anche nel mondo, il livello geopolitico attuale e quello che sta succedendo ovviamente è ancora in fermento. Fino a quando non ci sarà una stabilizzazione della situazione, credo che ci sarà sempre un sale e scendi e saremo sulle montagne russe. Sarei prudente sul pensare che i valori attuali si consolidassero nel tempo, perché credo che i problemi potrebbero essere veramente di gran lunga notevoli rispetto alla partenza o alla ripartenza di qualche cantiere, perché oggi incontriamo delle difficoltà, ma se questi saranno valori stabili bisognerà ripensare l'intero sistema socio-economico del Paese. C'è un altro tema che abbiamo affrontato nel corso della puntata, che è il caro energia, l'effetto che questo caro energia ha avuto anche nei comuni, quali criteri insomma, sono stati adottati per far fronte a questa situazione, quali decisioni sono state prese anche con effetti sul territorio, sui cittadini. A Treppo com'è la situazione? A Treppo siamo stati fortunati nel senso che il prezzo dell'energia elettrica è bloccato, è rimasto bloccato durante quest'anno e rimarrà bloccato ancora per qualche mese, invece il prezzo del gas da ottobre sarà variabile e quindi per far fronte alle maggiori spese importanti che prevediamo rispetto appunto al tema del gas, stiamo valutando lo spegnimento dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne. È una valutazione che stanno facendo praticamente tutti i comuni. Noi in Collinare abbiamo anche cercato di condividere delle linee insomma, di coerenza rispetto agli orari piuttosto che alle modalità di spegnimento. Più o meno tutti i comuni si sono assestati su delle modalità simili e quindi credo che anche per quanto riguarda il nostro comune in modo abbastanza imminente dovremo affrontare quello che è lo spegnimento appunto dell'illuminazione pubblica. Poi c'è un tema di risparmio che si connette però anche a quelli che sono gli investimenti sulla transizione energetica, no? Nel senso che quello che sta avvenendo in questo momento è che tutti speriamo sia una fase che verrà superata, insomma, speriamo a breve, comunque ci pone un tema che è quello della sostenibilità nel lungo periodo e dell'autonomia energetica. Allora anche su questo devo dire che la comunità collinare ha lavorato e sta lavorando, perché c'è un progetto che si chiama Recocer che prevede la strutturazione di comunità energetiche su tutti i comuni della comunità collinare, quindi con l'installazione di pannelli fotovoltaici pubblici a cui poi nel tempo andare ad associare anche quelle che sono le iniziative private in termini di transizione energetica, in modo tale da garantire un'autonomia di quella che è la comunità con i suoi 15 comuni e quindi anche però per i cittadini che la abitano e quindi anche però per le imprese e le aziende che all'interno del territorio della collinare hanno sede, con prezzi che ci aspettiamo tutti saranno più bassi rispetto a quelli di mercato proprio per questa sinergia nella produzione dell'energia e anche nel consumo. E su questo ci sono diversi milioni di stanziamento che dovremo appunto mettere in operatività, ma anche qui c'è stato un aumento dei prezzi importante proprio nei prossimi mesi perché stiamo tutti progettando quelle che sono le opere di installazione dei pannelli fotovoltaici su quelli che sono gli edifici pubblici. A Gemona com'è la situazione? Ma l'amministrazione comunale ad inizio legislatura e mandato si era impegnata a non aumentare di €1 le tasse ai propri cittadini e alle imprese e per poterlo fare anche in una situazione di gravità ha dovuto fare delle scelte nei tempi anticipati. Noi seguendo quello che era l'andamento del prezzo dell'energia da ottobre, già a marzo abbiamo deciso di ridurre i consumi dell'energia elettrica dell'illuminazione pubblica, spegnendo il 35-40% dell'illuminazione, non casualmente ma riducendo nelle viabilità in maniera diffusa, senza togliere completamente la luce ovunque, cosa che sono invece costretti a fare alcuni comuni oggi. Quindi già da marzo noi abbiamo applicato questa misura e quindi anche le misure che venissero applicate adesso negli ultimi mesi, novembre e dicembre, in molti bilanci comunali sarebbero insufficienti per riuscire a garantire la stabilità degli stessi. A questo abbiamo affiancato una politica straordinaria di manutenzione di tutti gli impianti di generatori di calore e stiamo sostituendo. Alcune le abbiamo già sostituite nell'inverno scorso, altre stiamo facendo adesso i generatori di calore per una riduzione nell'ordine
nel 40-50% dei consumi e quindi credo che riusciremo insomma, ad affrontare l'inverno, non dico con tranquillità, ma comunque con senz'altro quella giusta responsabilità che ci porterà a non avere gravami nei confronti della comunità. A questo si affiancano una serie di politiche che avevamo fatto negli anni scorsi di riqualificazione del patrimonio immobiliare con nuovi cappotti, nuovi serramenti che ci portano ovviamente a ridurre i consumi, e ci siamo anche aggiudicati recentemente un bando in collaborazione con la comunità di montagna del Gemonese, Green Communities, che ci consentirà e ci darà la possibilità di fare ulteriori investimenti per l'abbattimento dei consumi negli immobili, ma anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, che ovviamente ridurrà ulteriormente le nostre bollette. Insomma, ci sono diverse politiche in corso. A dicembre avvieremo anche, troverà avvio anche il project financing per l'associazione di tutta la pubblica illuminazione con nuovi corpi illuminanti a LED, quindi credo che nei prossimi anni arriveremo ad un'autonomia energetica che porterà ovviamente un migliore efficientamento degli impianti, una maggior produzione da fonti rinnovabili e una riduzione dei costi a carico dei cittadini e delle imprese. Cittadini che poi a loro volta si stanno insomma, attrezzando nelle loro abitazioni più o meno con criteri similari nel loro piccolo. Ovviamente è evidente che questa non è più una strada possibile, ma è una strada ormai obbligata. Vi chiedo un'ultimissima cosa, abbiamo pochi secondi. Lo dicevate anche voi, sono già diversi i comuni che hanno deciso di spegnere la luce, insomma con criteri comunque diversi l'uno dall'altro, e non sono mancate le lamentele da parte dei cittadini. Allora a Gemona, dove questa soluzione è già applicata, com'è la situazione? Ma guardate, molto spesso i cittadini sono molto più avanti di noi e molto più responsabili, perché quello che siamo costretti a fare noi come enti pubblici, i cittadini lo stanno già facendo a casa, non lasciano più accese le luci in giro per la casa, non utilizzano gli elettrodomestici nelle fasce orarie più favorevoli, quindi certe riduzioni dei consumi sono una cosa che dobbiamo fare tutti a casa nostra, e il comune per primo deve dare l'esempio. Sappiamo benissimo che ci sono ovviamente delle abitudini consolidate all'interno del nostro territorio, ove tutti avevano il punto luce e ce n'erano forse anche troppi nel nostro territorio, ed è chiaro che quando si spegne c'è una riduzione di un servizio. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di ristabilirlo nel più breve tempo possibile, e lo potremo fare solamente risparmiando e garantendo la sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione con nuovi impianti a LED. Questo sarà possibile già a partire dai prossimi mesi. A Treppo che reazioni si aspetta? Devo dire che soprattutto negli ultimi mesi sono rimasta piacevolmente colpita dal controllo positivo dei cittadini rispetto a quella che è la spesa comunale, nel senso che si preoccupano, no, del fatto che non ci sia uno spreco, che noi abbiamo una facciata molto bella del municipio che viene illuminata, l'abbiamo spenta anche come segno insomma qualche mese fa, le volte che la riaccendiamo ci chiedono come mai l'abbiia riaccesa, perché bisogna fare attenzione in questo momento. Allora io credo che questo tema del risparmio, questo tema dell'attenzione a come viene utilizzata l'energia sia ormai stato interiorizzato, e questo è un elemento importantissimo, perché poi i cittadini sono anche propensi a comprendere, no, quelle che sono le scelte che le amministrazioni fanno, che come sempre vanno spiegate, nel senso che siamo in un momento particolare, i bilanci devono chiudere, per cui se ci sono delle maggiori spese che non sono sostenibili bisogna trovare un modo di contenerle, e quindi spiegando queste cose ai cittadini io credo che insomma le reazioni siano di comprensione. Grazie allora ai sindaci per essere stati con noi qui stasera. Noi ci fermiamo, grazie naturalmente anche ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, grazie.